I giorni in tutto l'anno del calendario sono 365, ma ce n'è uno in particolare a Venezia che è sentito veramente da tutti i veneziani e dai turisti che forse non lo conoscono tutti coloro che giungono nella splendida città della laguna da tutto il mondo, ma lo scoprono a ogni terzo sabato di luglio. È il giorno del Redentore, la vera festa veneziana. Ce ne sono tanti appuntamenti importanti nel calendario a Venezia, ma il Redentore è la festa dei veneziani. È la festa che nasce in acqua per ricordare attraverso la confluenza di tante imbarcazioni, migliaia di persone, un fatto triste, la peste di oltre 400 anni fa. Quando la peste finì, i veneziani per festeggiarla eressero una grande chiesa, la chiesa del Redentore, e ordinarono di festeggiare ogni anno la fine della pestilenza. Si festeggia da secoli questa manifestazione, questa ricorrenza con i grandi fuochi. La notte del Redentore è una notte magica, i fuochi d'artificio si rispecchiano sul bacino di San Marco e sull'acqua di tutta la laguna. È una festa che noi raccontiamo attraverso il modo più autentico di viverla, cioè arrivando in città attraverso l'acqua. Siamo partiti dalla conca di Porte Grandi vicino a Jesolo, stiamo adesso attraversando il canale Silone per poi raggiungere la laguna e arrivare a Venezia nel suo vero e proprio ambiente naturale. Ancora una volta una festa del Redentore, una scoperta per tutti e un'emozione anche per noi che la vediamo di anno in anno. Grazie per aver guardato questo video. Continua a seguirci sul nostro canale.